Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, facciamo vedere come siamo organizzati in questi giorni. Avete visto un po' di lavori che stiamo facendo qui in autunno e oggi mentre il papà sta finendo questa mattina di spargere gli ultimi carichi di letame nei nostri vigneti, dobbiamo organizzarci perché vorrei staccare la vasca Deusanio al Lamborghini. Perché? Perché ci serve per un altro lavoro appunto questo trattore. In pratica cosa andiamo a fare? Dobbiamo andare a recuperare un po' di concime, in questo caso non parliamo di letame ma parliamo di concime stoccato in sacconi. Andiamo a prenderlo qui in un consorzio locale e poi andiamo a spargerlo all'interno dei nostri vigneti. Ovviamente il sistema di distribuzione è diverso, cioè non usiamo uno span di letame ma uno span di concime e per fare questo ovviamente prima dobbiamo andare a recuperare la materia prima, ossia appunto i sacconi del concime, ed è proprio per questo che vorrei andare a staccare la vasca dal nostro Lamborghini 140 e poi andremo ad attaccare la Dieudonné, quindi la vasca, diciamo il rimorchio, quello celeste. Ecco, come prima cosa dovremo andare a staccare le varie componenti che collegano il rimorchio al trattore, quindi dovremo andare a staccare il gancio traino, le prese idrauliche e ovviamente le componenti che riguardano la frenatura pneumatica e anche ovviamente le luci, quindi il comando elettrico delle lampadine. Ovviamente prima di andare a staccare il rimorchio dovremo andare a posizionare il piedino di appoggio in modo tale che appunto poi il rimorchio possa stare stazionato senza problemi ovviamente. Ora procediamo, andiamo a togliere prima ovviamente la cuppiglia e poi il gancio traino in modo tale da essere poi liberi da sganciare appunto il rimorchio. Ora il rimorchio è completamente sganciato dal trattore, quindi possiamo adesso avanzare con il trattore lasciando qua fermo il rimorchio e andiamo a portarci vicino l'altro rimorchio, la Dieudonné, in modo tale che ci prepariamo ad agganciarla e poi dobbiamo un attimo allestirla, quindi dobbiamo andare a modificare alcune componenti e poi saremo pronti a partire. Ovviamente qui ripeteremo le operazioni al contrario, cioè andremo ad attaccare il rimorchio, quindi piazzeremo il gancio traino, metteremo le luci. In questo caso non ci servirà il sistema di ribaltamento idraulico, per cui non lo attaccheremo, e poi appunto vi facciamo vedere qualche modifica che apporteremo al rimorchio e poi in teoria siamo pronti a partire.
Ecco, come sempre succede, o si va troppo indietro col trattore o troppo avanti, ci mancano proprio 3 cm, poi eravamo perfetti. Comunque adesso andiamo un pelino indietro e andremo poi a trovare la posizione giusta per attaccare appunto il gancio traino. Bene, ora abbiamo finito di attaccare il rimorchio, siamo pronti appunto a partire e andiamo a preparare le piccole modifiche che dobbiamo andare a fare. In pratica noi dovremo andare a tirare via una delle 2 sponde laterali e la porzione superiore. Diciamo che le 2 sponde laterali sono formate da 2 sponde sovrapposte. Dovremo andare a tirare via quella superiore da una parte in modo tale che poi il carico del concime e lo scarico del concime avvenga più facilmente. Quindi per andare a togliere la sovrasponda, chiamiamola così, dobbiamo prima andare a tirare via la catena che avevamo messo, se vi ricordavate, quando abbiamo fatto l'allestimento per la consegna dell'uva. Cioè quando andiamo a consegnare l'uva, appunto perché possa contenere meglio il peso e la forza che ha l'uva nel spingere verso l'esterno le sponde, si mette questa catena di rinforzo come una tramezza di rinforzo in modo tale che tenga bene compresse le sponde verso l'interno. In questo momento appunto dovremo andare a tirare via la sovrasponda, quindi tireremo prima via le catene e poi la sovrasponda. Ora ci piazziamo dove c'è un po' più di slargo in modo tale che attraverso anche l'aiuto del muletto riusciamo ad andare a tirare via appunto la sponda superiore.
Adesso abbiamo posizionato la sponda sul muletto e quindi adesso la portiamo in un punto dove possa rimanerli qualche giorno intanto che facciamo questi lavori. Ecco, ora il rimorchio si presenta così, quindi abbiamo la mezza sponda, diciamo, e invece dall'altra parte, vedete, sull'altro fianco si trova la sponda anche superiore, in modo tale che noi quando arriviamo al consorzio, quando andiamo a caricare, poi quando verremo in azienda a scaricare i sacconi, basta che noi abbassiamo questa sponda e possiamo accedere ai sacconi in modo abbastanza duttile. Questo anche per collegarci al discorso che dicevamo quando abbiamo allestito i rimorchi, abbiamo fatto un po' il paragone tra questi rallati e la vasca Deusanio. Vasca Deusanio voto 10 per la vendemmia perché ha sicuramente più capacità di trasporto, più semplicità di carico e soprattutto di scarico dell'uva e veramente ci dà un super aiuto in fase di vendemmia e la usiamo anche per il grano. Mentre per quanto riguarda questo tipo di trasporti più misti, chiamiamoli così, ovviamente questo tipo di rimorchio è eccezionale. Bene, allora adesso il papà è andato a recuperare il concime, si è avviato. Io nel frattempo preparo lavato lo spandiletame, dato che ha finito di spandere, adesso lo prepariamo lavato, lo ingrassiamo in modo tale che lo mettiamo via con i cuscinetti belli diciamo ingrassati, in modo tale che l'acqua non vada poi a rovinarli. E successivamente appena rientrerà attaccheremo le forche alla pala, quindi staccheremo la pala al 13.000, attaccheremo le forche e poi scaricheremo i sacconi del concime. Ovviamente per lavare spandiletame useremo l'idropulitrice, è uno sporco abbastanza insistente, andrebbe meglio forse un bel flusso di acqua più che una pressione molto forte di acqua, ci vorrà un po' di tempo perché sicuramente è uno tra gli attrezzi, almeno per la nostra esperienza, che è un po' più difficile da lavare, non perché lo sporco è particolarmente incrostato, perché comunque l'abbiamo finito di usare praticamente mezz'ora fa, per cui quello non è un grosso problema, è che uno sporco che va a infilarsi in ogni pertugio di questo attrezzo, per cui sembra pulito ma alla fine è sempre sporco, quindi bisogna sempre continuare a lavare e dove si è pulito basta un leggero movimento di un organo eccetera che si va a risporcare, per cui bisogna veramente insistere con pazienza e un po' di tempo. Comunque con l'idropulitrice faremo un bel lavoro e vi facciamo vedere come viene fuori in seconda battuta. Ecco, allora siamo riusciti a pulire il nostro spandiletame, la magia è riuscita, quindi siamo passati da una situazione di molto sporco a una situazione sicuramente più pulita, quindi adesso può essere messo al coperto. Ovviamente prima andiamo a ingrassare i cuscinetti come dicevamo. Questi lavori poi magari li documentiamo in un altro video, perché adesso ormai i contenuti sono se no troppo lunghi, e magari facciamo un video dove facciamo lo scarico del concime, la preparazione appunto dell'attrezzo per andare a spandere il concime dei sacconi che appunto il papà nel frattempo deve ancora tornare, ma ormai penso che a minuti sia ormai in azienda. Quindi ci vediamo al prossimo venerdì con il proseguo di questi contenuti. Come sempre vi lasciamo qui in fondo alcune schede, così potete recuperare
recuperare qualche contenuto se lo avete perso. Vi chiediamo sempre di iscrivervi al nostro canale, se avete commenti, curiosità scrivetecele pure e ci vediamo il prossimo venerdì. Grazie ancora di essere stati con noi.